È un incarico molto prestigioso, io però sono molto onorata di tornare quasi a casa perché avevo iniziato i miei primi passi professionali proprio nella vecchia ULSS 9 di Treviso, quindi per me è un onore. Ovviamente ringrazio il direttore generale che mi ha onorato di questo incarico e poi mi metto a disposizione dei cittadini, dei professionisti per i loro bisogni, con l'entusiasmo e con la determinazione che mi contraddistinguono. Origine calabrese ma veneta di adozione, la dottoressa De Marco arriva a 19 anni a Padova per studiare e da allora il Veneto è la sua casa. Dopo l'esperienza a Treviso ha coordinato la sanità bellunese, non ultimo anche il tavolo per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina e farà del suo ufficio un punto sempre aperto per le criticità da affrontare. Quando si percorrono degli obiettivi non è l'unico che raggiunge l'obiettivo, si è sempre in tanti e si è insieme. Quindi per me il lavoro di squadra è molto molto importante e poi sono abituata a tenere la porta davvero dello studio sempre aperta, quindi chiunque vuole venire così anche a conoscermi, io sono qua a disposizione. La mia scelta è stata quella di andare a nominare la dottoressa De Marco perché ha quelle competenze distintive e un percorso professionale che le hanno consentito di avere una grande conoscenza di quella che è la rete ospedaliera, ma anche una grande competenza della rete territoriale. La prossima settimana le altre nomine, nel segno della discontinuità. Tante le priorità, dall'implementazione delle case di comunità alla telemedicina, dai percorsi per il personale alle liste d'attesa fino al polo universitario. I prossimi mesi saranno un susseguirsi di decisioni da prendere. I lavori per il completamento degli ospedali, di cui la Cittadella ne è uno, ma voglio ricordare anche il blocco dell'ospedale di Conegliano, nonché la parte di sviluppo di Oderzo, di ampliamento di Oderzo. Abbiamo sicuramente la Cittadella universitaria, perché comunque dobbiamo integrare la gestione dell'università all'interno dell'azienda, che diventa un fattore importante, ma soprattutto di crescita per l'azienda. Quanto alle case di comunità, confermata l'apertura entro giugno di 16, mentre la 17ª Palazzo Moretti a Treviso slitta al 2027. Per Motta di Livenza, Castelfranco e Oderzo l'apertura sarà invece in locali differenti da quelli stabiliti per consentire il completamento delle opere di edilizia. Stiamo correndo dal punto di vista edilizio e anche dal punto di vista dell'arredo, ma anche di riorganizzazione di quello che è il personale che andrà all'interno della casa di comunità. Il nostro obiettivo è quello di completare a giugno, mentre Palazzo Moretti arriverà nella seconda parte del 2027.